Per noi il Natale, il Capodanno, l'Epifania, il 26 di dicembre sono giorni come tutti gli altri. I pazienti sono sempre uguali, la mole di lavoro è sempre identica, le difficoltà sono sempre quelle. Anche all'ospedale San Giovanni e Paolo di Venezia, quello in terapia intensiva, è un impegno che non conosce soste e un impegno particolarmente gravoso con tutte le conseguenze che la pandemia si è portata appresso. La situazione è che non ne siamo assolutamente usciti. Per esempio in questo momento noi abbiamo ancora 4 pazienti Covid e ormai è da 2 o 3 mesi che ne abbiamo dai 3 ai 4. Arrivano pazienti vaccinati, ma tendenzialmente stanno andando quasi tutti, se non tutti, mi permetto di dire, nella nostra casistica bene. Qualche paziente non vaccinato di una certa età, di certe età e con pluripatologie purtroppo continuano ad andare male come nelle ondate precedenti. In queste stanze, in questi corridoi, c'è un'attività che non concede tregua a persone che per mestiere salvano la vita ad altre persone e dove il lieto fine può arrivare davvero. Un marito e moglie ricoverati qui, tutti e due molto molto brutti. Abbiamo continuato a chiamare le figlie più volte per dire non c'è più niente da fare, questione di qualche ora se volete star vicino ai vostri cari. E invece sono 2 pazienti che siamo riusciti a mandare a casa, quindi insomma, e sono venuti a trovarci con le loro gambe. Quello di Venezia, peraltro, non è solo l'ospedale dei veneziani, ma di una città il cui spessore internazionale si riflette persino nelle degenze della terapia intensiva, perlomeno fino ad un attimo prima che arrivasse il Covid. In quel momento c'era, sembra la barzelletta, l'inglese, il francese e il tedesco, una signora bulgara e un signore irlandese, per esempio.